non ha... Va ora in onda Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Buongiorno. Grazie Natalia. Ci hanno mandato la sigla sbagliata, Antonino. Qui non è Qui Parlamento, qui è È Palio il bello della Politica. diretta, cara Laura, avrebbe detto Gianni Minà, quindi... Eh. Però è andata la sigla giusta dopo, quindi... Giusto. Mi raccomando, noi ci teniamo a distinguerci, Non è che siamo qua in veste di parlamentari, siamo qua in veste di commentatori proprio senza proprio neanche nessun tipo di approccio partitico. Ecco, qua proprio uno spazio iper libero, chiamateci senza paura. Benissimo, allora intanto buongiorno, ben trovati, sono le 14:03 e 36 secondi, questa è, come avete sentito, l'altra metà della radio, lei è la padrona di casa, Laura Ravetto, che torna in grande spolvero. Devo dire che mi è mancata, forse io a lei no, ma lei a me sì. Io sono Antonino Danna, lei è Natalia, la nostra regista, insomma, ben ritrovate tutte e due. Bene, ciao Natalia, mi sei mancato anche tu. Adesso naturalmente da padrona di casa mi smentisco subito, perché è vero che questo è uno spazio libero, apartitico, però la chiosa politica la devo fare, ma perché questo è nell'interesse dei cittadini. Mi rivolgo a tutti i nostri militanti, che sono tanti che ci ascoltano, e li ringrazio, per ricordare a tutti che la data del referendum per cambiare la giustizia italiana è il 22 e il 23 marzo. Bisogna andare a votare per la riforma della giustizia italiana il 22 e il 23 marzo, naturalmente per dire sì a questa riforma. Ecco, ricordiamo tra l'altro a chi ci ascolta che non dovete ascoltare le facce di bronzo che vi diranno io non vado a votare per protesta, perché questo non è un referendum abrogativo, che c'è il quorum e quindi potete farlo, tra virgolette, fallire non rispettando il quorum, ma è un referendum confermativo, precisamente di una legge costituzionale, per cui se non andate a votare, problemi vostri, perché vi è stato chiesto di aprire bocca e avete preferito tacere, quindi avete preferito che decidessero gli altri. Esatto, e si vince per un voto solo, anche solo un voto, indipendentemente da quanti vanno a votare, e noi dobbiamo far vincere i sì, e quindi mi raccomando, numerosi a votare sì. Ecco appunto, e direi che su questo mi pare che ci sia ampia convergenza dei presenti. Laura, allora, qui cominciamo l'anno, mi spiace, cioè avremo come al solito la good news finale, però mi dispiace il fatto che vecchie storie e nuove storie continuino a testimoniare l'idiozia dell'essere umano. Intanto vi ricordo, a proposito, il nostro telefono 0292947222 è aperto da questo momento, oppure se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp 340 670 9659. E appunto, a testimonianza dell'idiozia umana, io direi che possiamo cominciare con la prima notizia. La prima notizia arriva dal Corriere della Sera: il sito sessista gestito da un settantenne, indagati la compagna e il genero, l'inchiesta sul gruppo Facebook Mia moglie, l'uomo è morto, i familiari, noi siamo estranei. Il dettaglio emerge ieri, scrive il collega Fulvio Fiano sul Corriere della Sera, dopo un'accelerazione dell'inchiesta nata lo scorso agosto. Sono stati sottoposti a perquisizione da parte della Polizia Postale su mandato della Procura di Roma una donna di 52 anni e un 24enne. Sono moglie e genero, ex compagno della figlia, dell'uomo che è deceduto nel marzo scorso e che avrebbe amministrato la pagina, cedendovi anche dalle utenze intestate ai due familiari. Per questo la loro posizione, che li vede indagati per diffamazione aggravata e diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, potrebbe essere presto sfumata. Interrogati in questura a Bari, si sono detti estranei a ogni accusa. La signora è emotivamente molto colpita, dice il suo avvocato Salvatore Rondine.
perché non si aspettava che il marito potesse arrivare a tanto. Ha collaborato alle indagini e anche sua figlia è certa dell'innocenza. Il settantenne, 2 matrimoni alle spalle, una vita privata burrascosa, fatta di abbandoni del tetto coniugale, relazioni irregolari, storie di disagio, viveva di lavori di fortuna e anche per la malattia di cui soffriva era tornato dalla donna ora indagata. Il decreto di perquisizione, firmato dal PM Ilaria Corda ed eseguito dagli agenti per la sicurezza cibernetica del COSC di Bari e della SOX di Lecce, evidenzia una condotta di reiterata commissione di plurimi reati in concorso con soggetti allo stato ignoti, gli iscritti alla pagina. Il dato saliente è proprio questo: a differenza di altre pagine web e gruppi sociali finiti al disonore delle cronache negli ultimi mesi, Fica EU, Media Girls ed altri siti sessisti, in questo caso non c'era un fine di lucro. Nessuno, né il settantenne né gli utenti, quantomeno i 2 indagati, verosimilmente all'oscuro di tutto, agivano per guadagno. A muoverli, ragiona un investigatore di primo livello, era qualcosa di simile al senso di possesso, alla mercificazione della donna a cui si era legati e alla sua esposizione in pubblico come un oggetto. Senza arrivare a quegli estremi di violenza, viene fatto il paragone col caso Pelicò. La donna drogata dal marito è fatta violentare tra le mura domestiche da centinaia di altri uomini. Insomma, direi che la cosa, diciamo così, nella chiacchiera da bar diventa e vabbè, per 2 fotografie sono degli sporcaccioni. Invece mi pare che sia molto più grave, o no, Laura? Vabbè, ma è ovvio, questo è un atto criminale gravissimo, adesso la giustizia farà il suo corso, noi non possiamo che aspettare di verificare chi fosse coinvolto, chi non fosse coinvolto in correità, però c'è sempre il tema che pongo tutte le volte che affrontiamo questi argomenti, cioè il problema è anche che c'è offerta dove c'è domanda. Cioè, Sì. adesso basta, cioè, io non voglio solo sapere i nomi di quelli che hanno gestito il sito, che giustamente devono andare in carcere, ma mi piacerebbe anche sapere i nomi di quegli schifosi che hanno fatto accesso a queste foto. Cioè, adesso basta, iniziamo a far venire fuori le responsabilità anche morali delle persone. Io non ho nessun problema a dirlo, cioè basta, cioè questo fatto che tutti si celano nella rete, nell'anonimato, no, non va bene, mettici la faccia. Io poi probabilmente non sarà perseguibile come reato, come mero utente, premesso che secondo me è perseguibile anche come utente. In ogni caso ci devi mettere la faccia, vediamo. Cioè, io ho disgusto e schifo, Antonino, all'idea di pensare che posso salire su un tram o su un pullman con uno di questi figuri che guardava queste foto. Cioè, benissimo, quindi ripeto, accertare le responsabilità di chi gestiva il sito, ma secondo me bisogna anche iniziare a colpevolizzare il più possibile chi ne fa uso. Basta, ci siamo stufate, noi donne ci siamo stufate. Poi tu mi dirai, e se poi scopriamo che c'erano delle donne a farne uso, sai che io dubito di questo, io dubito fortemente di questo, e se forse dovranno avere loro anche le loro responsabilità. Questo mi sembra abbastanza evidente, cara Laura. È proprio una questione di educazione e torniamo sempre da capo a 12, per dirla con Camilleri, con la tua proposta. Sì, nel senso, guarda, io lo sai com'è, adesso io sono una liberale, non sono una garantista, però ogni tanto si supera il limite. Come dico spesso, in America coloro che usano violenza sessuale, dopo la condanna ovviamente, perché tutti siamo garantisti, hanno le loro facce esposte sui mezzi pubblici e non ce l'hanno solo per una questione di shame on you, vergogna su di te, che però secondo me ci sta pure, ma ce l'hanno anche perché giustamente le donne, le ragazze devono sapere chi incontrano, perché se incontrano un violentatore lo devono sapere, o uno che ha un passato di violenza lo devono sapere, anche se eventualmente ha scontato la sua pena. Io voglio anche sapere chi commette reati, tra i quali quelli di guardare foto rubate o trasferire le foto delle sue fidanzate o delle sue mogli, perché domani non voglio che mia figlia parli con figuri così. Beh, questo è poco ma sicuro, poco ma sicuro. Si sa C'è poco ma sicuro, però non si fa.
non si fa. Cioè, nella tua rassegna stampa di oggi c'è un caso completamente diverso, che però dico perché si collega e poi lo tratteremo nel dettaglio. Sì. Il caso di quel pirata della strada che ha ucciso quella giovane donna, ok? Ecco, nei giorni successivi a questo omicidio stradale si ha sempre lì tutti i giornali pieni delle foto della vittima, neanche una foto del soggetto che ha investito e che mi pare abbia fatto anche omissione di soccorso, anzi mi pare che abbia tentato un inquinamento di prove. Quando io, e questo sui giornaloni, Repubblica, Corriere, quando io ho commentato sotto le foto di questa ragazza, scusate, ma perché la foto della vittima giovane, carina, e non le foto del, scusate, figlio di, lasciamo stare, che, perché poi sennò si tirano di nuovo fuori sempre solo le donne, allora diciamo del criminale ancora da accertare, per carità, però mi sembra che gli elementi ci siano perlomeno per dire che non sia questa bravissima persona, neanche una foto dell'uomo, neanche una foto di colui che ha fatto l'illecito. Cioè sembra quasi che ci sia tanta tranquillità nel mostrare i corpi femminili, le facce femminili, soprattutto quando sono vittime di reati, vittime di abusi, vittime come in questo caso di utilizzo del corpo, diffamazione, sfruttamento dell'immagine, però non ci sono mai le foto degli uomini artefici o laddove ci fosse una donna artefice della donna artefice, per carità. Cioè, questo secondo me denota un problema culturale profondo. Anche questo è vero. Senti, c'è Lisetta al telefono, Laura. Vai Lisetta. Buon pomeriggio e bentornata. Sì, buongiorno a tutti e due, buongiorno. Anche se oggi non c'è il sole, comunque facciamolo lo stesso. A Milano non c'è il sole, a Roma votiamo, però devo dire che un po' di sole c'è. Vai. Qua no, dove abito io no, purtroppo. Allora, la scuola è in crisi, secondo me, e l'arte è perduta di insegnare. Cambio argomento, l'ho già detto. È un po' che dovevo riferirmi a questo argomento qua, adesso ve lo dico. Allora, che cos'è cambiato nella scuola di oggi? Perché secondo voi il livello medio della preparazione è crollato con un crescente, mi sembra, analfabetismo di fatto? Certo, la vita da parte dei social ha avuto, secondo me, sempre effetti devastanti. Tuttavia si è abbassato il livello culturale degli insegnanti, ripeto, degli insegnanti, anche se poi mi faccio tirare dietro le maledizioni di qualcuno, e quello dei genitori. E poi voglio aggiungere, cosa dovremmo fare per rallentare il declino e forse ripartire, secondo voi? Cioè, secondo me, in questo caso, togliere lo smartphone e social vari è indispensabile. Bisognerebbe ritrovare il gusto di studiare e di insegnare in famiglia e a scuola. Oggi ancora più di ieri, il livello culturale della famiglia, secondo me, fa la differenza. Purtroppo la scuola non è più di emancipazione sociale. E allora termino. Dov'è la sinistra? Perché ha tradito e dimenticato Antonio Gramsci? Carismatico, secondo me, alfiere del valore dello studio e dell'istruzione. Tutto qua, vi saluto e buona giornata a tutti e due. Laura. Sì, allora Lisetta non ha tanto cambiato argomento in realtà, perché comunque sicuramente tutto quello che vediamo succedere ha anche una connessione sull'educazione dei nostri giovani, quindi sicuramente c'è una connessione. Poi detto questo, noi abbiamo il ministro Valditara che sta facendo quanto è possibile per migliorare la situazione scolastica, poi è indubbio che effettivamente c'è una connessione. I social non aiutano, la rete non aiuta e quindi sì, effettivamente quello che dice Lisetta lo condivido. Diciamo però anche un'altra cosa. Questo divieto dei social per i minorenni è stato attivato all'inizio dell'anno in Australia. Tutto questo perché la moglie del premier del Nuovo Galles del Sud aveva letto il libro di uno
psicologo dell'età evolutiva americano, il quale in questo libro sostiene questa tesi. Lei ha detto al marito che cosa volete fare, il marito ha preparato sta legge, Anthony Albanese, il primo ministro australiano, se ne è appropriata ed è stata approvata prima delle elezioni dell'anno scorso ed è entrata in vigore a gennaio. Ecco, 24 ore dopo l'entrata in vigore di questa legge c'era l'inviato della CNN sotto il ponte a Sydney con un gruppo di quindicenni, i quali ridevano della legge perché molto semplicemente chi quando si era registrato aveva messo un'età maggiore dei 13 anni, che è l'età minima per poter avere un account Facebook nel resto del mondo, e chi sostanzialmente ha detto vabbè, ma tanto io ho chiesto a mio cugino di registrarsi e l'account lo uso io. Non so, cioè il punto che io dico è questo: sti ragazzini, a differenza nostra, sono nativi digitali, hanno comunque questo elemento elettronico che fa parte della loro vita, mentre per noi questo è arrivato gradualmente a partire dalla metà degli anni 90. Per me l'anno spartiacque è il 1995, quando arriva Windows 95, entra l'informatica nelle case, cominciano a diffondersi i cellulari ricaricabili con la scheda ricaricabile, perché prima costavano un botto di soldi con l'abbonamento, e quindi gradualmente sta roba ci è cascata addosso. Per cui per me, per te, domani ci dicono sai che c'è, da domani torni col telefono fisso e il gettone da 200 lire, e uno dice chi se ne frega, tanto li ho già usati, so cos'è. Per loro non è così questo mondo, è un mondo elettronico, forse bisogna imparare Sì. ad abitarlo il mondo elettronico. Sì, sì, poi detto questo, non penso che gli uomini che si scambiavano le foto delle mogli avessero 15 anni. No, Cioè, io ovviamente. sono d'accordo che ci sia un tema educativo oggi, però non è che, voglio dire, si può buttare la croce sulle nuove generazioni avendo avuto delle vecchie generazioni impeccabili, perché quelli erano dei mariti che sicuramente avevano, non dico la mia età, ma più o meno, giusto? Magari qualche Ma anno in meno, magari qualche anno in più. E chi la gestiva quel sito era un settantenne. Quindi vero, tutto vero, però insomma non mi sembra che quando si parla di reati di disprezzo verso la donna le vecchie generazioni siano messe molto meglio. La no, verità è che decisamente però no. sui ragazzi potremmo incidere. Questa è la differenza, che mentre forse è difficile recuperare un sessantenne, non è difficile recuperare un quindicenne. E quindi probabilmente anche un uso virtuoso della tecnologia in questo senso sarebbe importante. Purtroppo, ripeto, finché il marketing, la situazione sociale ci propone sempre e soltanto il corpo femminile come uno strumento per vendere, un'oggettificazione, diventa difficile. Cioè, io faccio spesso l'esempio di una colla famosa che per vendere o quell'altro, un pennello che per vendere fa vedere una con i pantaloncini nel culo, scusate la franchezza, ma finché Prego. siamo fermi lì diventa difficile da spiegare a un ragazzino che la donna va rispettata, diventa complicato. Cioè, parte tutto un po' da una questione culturale globale di cui forse non ci rendiamo conto tutti, e più di una volta quando faccio questi discorsi con i miei coetanei, sai cosa mi rispondono? Ah, ma tu sei una femminista allora. Io mi incavolo, cioè, mica perché dico che la donna dovrebbe non essere oggettivizzata troppo nelle pubblicità, mi sento una femminista di sinistra, mi sento semplicemente una donna che comprende che i messaggi culturali partono di lì. Se mia figlia Clarissa continua a vedere cartelloni di donne con tette e culi di fuori, non penso che crescerà con l'idea che la donna è un essere da rispettare, né tantomeno un ragazzino. Io non mi ricordo tutti questi cartelloni di uomini a dorso nudo e col culetto in bella vista per vendere, non so, orologi o macchine. Cioè, parte un po' da lì, Sì, è vero. L'unica mezza nuda e allusiva era la famosa pubblicità del denim, per l'uomo che non deve chiedere mai. Qualcuno faceva anche la battuta difatti di solito io spesso imploro, ma questo è un altro paio di maniche, che c'era questa famosa mano femminile con le unghie laccate di rosso che
infilava maliziosa ad aprire la camicia di quest'uomo palestrato che la fermava, e quindi poi partiva il claim del famoso e molto amato profumo degli anni '80, ma per il resto non c'era granché, in effetti. Questo è vero, questo è più che vero. Sì, poi bisogna vedere, io provocatoriamente talvolta, scusa, adesso lo facciamo in diretta, devo passare le barriere. Onorevole Ravetto, buongiorno. 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 Scusate, ma qua hanno transennato perché evidentemente c'è qualche tensione romana. E dicevo, poi io ogni tanto faccio la provocatoria, no, Antonino? E dico, poiché siamo liberali, allora non vogliamo vietare? Però almeno facciamo veramente i paritari, cioè fateci vedere tutti questi modelli seminudi per vendere le patatine. No, cioè, è provocatoria, però ci siamo capiti, cioè la parità non significa necessariamente nascondere la donna, no? Perché sennò non vorrei arrivare al regime iraniano, però non significa neanche decidere che la donna è un veicolo di vendita e l'uomo no. Beh, in effetti 10 anni fa io ho potuto vedere dal vivo una Vespa Roberta. Qualcuno di voi se la ricorderà, questa Roberta, questa famosa pubblicità che si dice che il fondoschiena fosse quello della Hunziker. Tra l'altro poi con la figlia della Hunziker che ci viene a fare le ramanzine sul catcalling. Ecco. Cioè, a me fanno ridere queste robe, scusate, questo poi è uno spazio libero, ce lo possiamo dire. Cioè, tua madre è diventata famosa mostrando il culo, non ho niente contro sta cosa, Per però non è carità. che dopo tu mi dici che ti dà fastidio come figlia se ti fischiano dietro. Cioè, voglio dire, gli effetti sulla società derivano anche dal messaggio che è stato mandato in quella società, Cioè, quelli che fiscano dietro Aurora Ramazzotti probabilmente sono i figli di quelli che si arrapavano, scusate, guardando il culo della Hunziker. Se sei così cristallina e così impegnata, forse sai che c'è la pubblicità delle mutande col culo scoperto, non la fai, giusto? Sì, certo, che poi in realtà è una leggenda metropolitana perché pare fosse un'altra la modella, anche per una questione di anagrafe della Michelle rispetto a quando uscirono queste mutande. E però è stata fatta... Non lo so se questo è vero. Se fosse vero ritiro tutto quello che ho detto, però a me pare di ricordare che addirittura in un'intervista, probabilmente anche questa falsa, non lo so, Eros Ramazzotti questa cosa la precisò, ma se non fosse va bene, non è, allora niente, rimane comunque che secondo me fare la polemica sul catcalling quando hai le città tappezzate di sederi e seni fa un po' sorridere, no? Appunto. Non sarà il catcalling il problema. Ed era una Vespa di colore rosa, per la precisione, tutta rosa con il logo appunto di questa roba qua. Non esiste una versione, per esempio, di colore celeste con il maschietto fotografato di spalle, proprio per questo motivo, perché sex sells, però sells solo se è femminile. Laura è svenuta. Sì, in effetti, sì, no, ti sento, sto andando alla camera, quando entro alla camera magari c'è qualche barriera anche sonora, spero di sé. È esattamente quello che dici tu, ma poi sai, parliamoci chiaro, da dove nasce anche questo, Antonino? Mi senti? Sì, perfettamente. Dal potere economico. Come dico spesso, chi è che ha il potere economico prevalentemente nel mondo? Il maschio. Quindi qual è il soggetto che vuole attirare chi vende? Il maschio, e quindi utilizza il corpo femminile. Quando noi donne avremo il medesimo potere economico, anche questo verrà sovvertito, perché anche qui è sempre questione di domanda e di offerta. Questa è la verità. Infatti. Comunque conferma, era il culo della Hunziker, ho guardato su GQ Italia. Allora tu capisci sì. che poi avere la figlioletta che fa l'indignata per il catcalling mi fa sorridere. Posso sorridere? O mi becco la querela della Hunziker? Posso sorridere, sì. Ma credo di sì, insomma. Ma comunque sorrido, cioè mi fa molto sorridere. Ripeto, io non ho niente, ognuno fa quello che vuole del suo corpo, fa la carriera come vuole, fa tutto quel che vuole, però che poi ci siano le generazioni successive moralizzatrici mi fa ridere, no? Perché, no? Infatti. Allora, intanto si sono fatte le 14:27 minuti in questo momento, per cui ci avviamo alla pausa delle 14:30
E andiamo con l'altra notizia di quest'oggi, questa arriva da Il Giornale. Sapete che sono in corso le manifestazioni in Iran per la libertà, tra l'altro vorrei dire che stamattina è circolata addirittura una stima fatta da una ONG secondo la quale i morti potrebbero essere fino a 12.000. La BBC dà un range un po' più basso, tra i 700 e i 2.000, però qui cominciamo a parlare di migliaia di morti nella rivoluzione, perché ormai è da definirla così, nella rivoluzione iraniana. E la particolarità è questa: ci sono due cose. La prima è questa immagine della ragazza che si accende la sigaretta dando fuoco alla fotografia di Khamenei con i capelli sciolti, bella come il sole, veramente un'immagine di una potenza unica. L'altra però è il volto della vittima, che è diventata la vittima simbolo di questa vicenda, Rubina Aminian, 23 anni per sempre, che è stata uccisa in piazza, pensate, scrive Il Giornale, con uno sparo alla nuca. L'hanno giustiziata, si giustiziano i cristiani sparando alla nuca. Quindi la cosa più, ecco, la cosa più orribile è questa, ed è disgustoso il fatto che in questo paese, permettetemi, quelle che hanno voluto ministra, avvocata, poetessa e quello che vuoi, non abbiano detto mezza parola su questa vicenda. Per favore, Laura, dilla tu qualcosa. In effetti la cosa vergognosa è che non solo non hanno speso mezza parola su questa vicenda, ma si sono messi ovviamente, come sempre, dalla parte, diciamo, sbagliata, perché il silenzio in questo caso è complicità, perché non è solo silenzio, non dire una parola, è di fatto non mettersi dalla parte giusta della storia. Cioè la verità è che le nostre femministe di sinistra sono brave, attive e frenetiche se si tratta di dare addosso ai valori occidentali nostri, allora lì qua si guardano bene dal dire mezza parola. La situazione è gravissima, vergognosa, noi dobbiamo esprimere tutta la solidarietà possibile a queste donne coraggiose, a questi giovani. Naturalmente chi si deve far sentire è la comunità europea, la politica internazionale. Io per esempio, tutti cercano sempre di descrivere Trump come una sorta di giullare. Trump secondo me è l'unico che coraggiosamente ha detto su questa situazione che bisognerà tutelare le persone, cioè voglio dire, alla fine lui la politica internazionale la fa, l'Europa certe volte mi sembra assente. Infatti, l'Europa non ha assolutamente toccato palla in tutto questo tempo. L'unica cosa è stata ieri la Metsola che ha proibito agli esponenti dell'ambasciata americana e dell'ambasciata americana, della diplomazia iraniana di mettere piede all'Europarlamento fino a nuovo ordine, ma per il resto abbiamo dichiarazioni in ordine sparso. Ieri addirittura il ministro degli esteri iraniano ha riunito gli ambasciatori tedesco, inglese, francese ed italiano, pare una barzelletta ma non lo è, gli ha fatto la cazziata, gli ha detto che i nostri governi non si devono permettere di ingerire negli affari dell'Iran, dopodiché gli ha dato i video da far vedere ai ministri degli esteri spiegandogli com'è che stanno le cose per davvero, che è gente che manifesta pacificamente, ma poi ci sono ovviamente quei cattivoni di Israele e degli americani che mandano gli agitatori. Vi comunico tra l'altro che da domani cominciano le esecuzioni in piazza dei ribelli, dei manifestanti, tutta gente che è stata arrestata e che verrà impiccata nella pubblica piazza in diretta televisiva per dare l'esempio al paese. Immaginate che civiltà e immaginate che stile, ecco, senza un regolare processo. Chiaro? Sì, e quello che spiace è che gli indicatori c'erano tutti, perché come diciamo spesso io e te in questa trasmissione, quando qualunque tipo di regime o non regime inizia a limitare i diritti delle donne, il passo successivo è cancellare i diritti delle persone. Cioè, chi si illude che quando c'è il divieto di partecipazione scolastica delle donne sia una cosa grave, ma vabbè,
e il divieto alla partecipazione scolastica delle donne. Non ha capito che questo è proprio il metro per misurare la ferocia dei regimi, perché si inizia di lì e si arriva con la cancellazione della vita di tutte le persone. Infatti, ed è quello che stanno facendo. Tra l'altro ci sono report di notizie che arrivano dalle piazze iraniane. A quanto pare la polizia e i pasdaran hanno sparato con la mitragliatrice contro la folla. Cioè, qui siamo veramente a delle scene che nemmeno la rivoluzione russa del 17, qui siamo veramente a un vero e proprio massacro che si cerca tra l'altro di far passare sotto silenzio con il blocco di internet che è arrivato quasi al quinto giorno, e con il blocco anche del telefono. Qualcuno è riuscito a usare di straforo Starlink, e ricordo a chi ci ascolta che chi viene pescato con l'attrezzatura di Starlink va da un minimo di 2 anni a, senza processo, la pena di morte. Questo tanto per chiarire l'idea. Qua forse spezziamo una lancia a favore di queste tecnologie. Come Quando no? parlavamo prima di virtuosità, questo dà la possibilità di mostrare al mondo la reale faccia criminale di certe situazioni che altrimenti come mondo non potremmo vedere, no? E infatti forse se ci fosse un modo da parte di Elon Musk di diffondere Starlink in maniera assolutamente gratuita e diffusa a questa popolazione civile, probabilmente questo potrebbe essere importante. Infatti, noi ci fermiamo 10 secondi, Laura, torniamo subito. Va bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche, e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Di nuovo a voi la linea. Grazie, rieccoci qua. Questa è sempre l'altra metà della radio. Antonino Danna, Laura Ravetto al microfono con voi per questa puntata di oggi, martedì 13 gennaio 2026. Allora Laura, noi andiamo avanti con una notizia che giunge dritta dritta dalla Stampa, edizione di Cuneo. Eccola qua, Piemonte e Val d'Aosta. Oggi ad Asti l'interrogatorio di garanzia di Franco Vacchini agli arresti domiciliari per aver tentato di inquinare le prove. Questa è la Stampa di lunedì 12 gennaio, cioè ieri. L'uomo della Porsche davanti al giudice ha travolto e ucciso Matilde a 212 km l'ora. State un po' a sentire, c'è stato un incidente appunto l'11 dicembre scorso sull'autostrada Asti-Cuneo, nel quale ha perso la vita Matilde Baldi. Schianto, stando alle contestazioni della procura, provocato nel corso di una gara improvvisata tra 2 Porsche, lanciate in velocità sostenuta prima nel centro della città con manovre pericolose e successivamente sul tratto autostradale in direzione di Alba. Franco Vacchini, 64 anni, astigiano, commerciante di pneumatici, difeso dall'avvocato Ferruccio Rattazzi,
dovrà comparire oggi, 12 di gennaio, quindi è comparso ieri, di fronte al giudice per l'interrogatorio di garanzia, in seguito alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei giorni scorsi ed eseguita dalla Polstrada di Bra. Gli inquirenti gli contestano di aver cercato insistentemente di avvicinarsi alla sua GT 3 RS 911 mentre il veicolo era sotto sequestro e in custodia nel piazzale del deposito ACI di Asti, in attesa delle verifiche tecniche disposte dal PM Sara Paterno che coordina l'inchiesta. Per questo motivo gli investigatori hanno deciso di trasferire l'auto in un luogo più sicuro. Le verifiche, affidate all'ingegnere Roberto Bergantin, sono state effettuate l'8 gennaio scorso. Perché il commerciante prima di quella data avrebbe cercato di raggiungere la sua auto sotto sequestro? Al centro dell'indagine vi sono infatti i dati contenuti nella scatola nera della Porsche che ha registrato i parametri di guida prima dello schianto, dati che dovranno essere recuperati dagli esperti della casa automobilistica. Questo filone di indagine sul tentativo di inquinare le prove si aggiunge a quello principale relativo all'incidente in autostrada. Vacchina era alla guida della Porsche che ha tamponato a 212 km/h la Fiat 500 sulla quale viaggiavano Matilde Baldi, 20 anni, e la mamma Elvia, che era alla guida. Le due donne stavano tornando a casa a Montegrosso d'Asti. Il commerciante di pneumatici è accusato di omicidio stradale e di aver ingaggiato quella gara pericolosa in concorso col conducente di un'altra Porsche, Davide Bertello, 47 anni, torinese, piccolo imprenditore assistito dall'avvocato Michele Galasso. Bertello, scrive ancora La Stampa, fin dal primo momento ha respinto le accuse, ma è indagato per omissione di soccorso. Le telecamere della 33 hanno ripreso tutta la scena, prima lo schianto e poi l'arrivo, pochi istanti dopo, della seconda Porsche, la 992, condotta da Bertello. L'imprenditore torinese si ferma alcuni istanti, oltre il punto d'impatto, e poi riprende la marcia. Qualche giorno dopo lo schianto si è presentato spontaneamente negli uffici della stradale per spiegare la sua versione dei fatti. Quindi ci sono uno che ha tamponato a 212 all'ora una Fiat 500, immaginate come deve essere schizzata in avanti quella macchinetta che si è vista arrivare da dietro una bestia quanto una Porsche 911 lanciata a quella velocità, praticamente un proiettile. E poi c'è l'altro che è arrivato, ha visto tutto sto macello e ha messo la prima ed è ripartito. Laura. Ecco, e come dicevo prima, su tutti i giornali c'era la foto della vittima e nessuna foto di questi due qua. E infatti anche qui sulla Stampa c'è la foto di lei. E hanno il coraggio, quando tu glielo fai notare, di mandare i loro troll che ti dicono ma noi siamo garantisti. Ma cosa vuol dire che sei garantista? Intanto metti la foto, no? Perché poi vedremo, può darsi che non sia assolutamente vero niente di quello che è successo, bah, io dubito. Ma intanto mettimela la foto di uno che andava in 200 all'ora tamponato da 500. Beh, la tamponata da 500, lei è morta, poi riuscirà a dimostrare che non c'è l'omissione di soccorso da parte dell'altro, tutto quello che vuoi. Ma insomma, intanto l'incidente c'è stato, l'identità la conosci, come mai non metti la foto? Come mai non metti la foto? Te lo dico io perché non metti la foto, perché fa vendere il giornale la foto di una ragazza giovane morta, purtroppo. Non fa vendere il giornale la foto di uno che fa omicidio stradale, ma che è un uomo di 50 anni o quanti ne ha. Questa è la cosa gravissima e non detta della comunicazione. È strano perché negli anni 70, per esempio, se tu vai a guardare negli archivi dei vecchi giornali, le foto c'erano e come di tutti, però era un'altra epoca, si è detto poi con l'andare del tempo dobbiamo garantire, tutelare diritti, tutelare questo, tutelare quello. A me pare che a furia di tutelare... La tutela della vittima no, invece. Il fatto che tu ti sbatti mia figlia sui giornali perché c'è una madre dietro un padre, la tutela della vittima no. La tutela dell'assassino va bene, la tutela della vittima no, dai. Allora se tutela è tutela per tutti, se no non è tutela per nessuno. Questo siamo pienamente d'accordo. E qui, sai, entriamo... ti confesso una cosa, guarda, io quando facevo il corso di preparazione all'esame dei giornalisti ho conosciuto alcuni colleghi, tra cui qualcuno che faceva la nera. E qualcuno che faceva la nera spiegava, dice sì, ma vi garantisco che per noi il momento più difficile è quando dobbiamo avvicinare i parenti del morto perché ci serve la fotografia che dobbiamo mettere
sulla pagina, perché se no la notizia è come se avesse meno peso, meno significato. Io per questo mi sono sempre tenuto lontano dal fare reportage di queste cose, e sempre, gli ascoltatori lo sanno, quando succedono queste cose, come è stato per Cran Montanà, io mi sono limitato alla più asettica cronaca, anziché raccontare la rava e la fava delle storie della vita di ogni singolo ragazzo morto che rientrava in Italia, o come ho visto nei vari TG, i parenti, i padri, le madri inseguiti col microfono a farsi raccontare cosa si prova, o a farsi raccontare com'era il figlio, la figlia e tutto il resto. Ecco, alle volte questa è pornografia sociale, io la definisco così, esattamente come è stata Vetrana, come è stato Cogne, come stanno facendo infatti, con ma Garlasco. poi c'è un tema, io sono d'accordo con te, non ho pubblicato neanche una foto di questi ragazzi, poi c'è un tema, No, notalo, io. ci sono anche uomini che vengono uccisi in omicidi stradali, no? Come no? Spesso, io non vedo tutte queste foto. Cioè io a questi tuoi amici della nera direi, ok, come mai sempre solo le foto delle donne? Cioè, o sono donne o sono ragazzi molto giovani, perché anche quello purtroppo, no, attira, vende. Ma come mai un 62enne, magari con un po' di panzetta, che malauguratamente purtroppo è stato ucciso in un omicidio stradale, sono abbastanza sicura che non avrebbero messo la foto? Dai, su, sono tutte scuse. La verità è che purtroppo in questa società ancora sul corpo della donna ci marciano un po' tutti. Sì, è così. Senti, intanto un abbraccio alla famiglia di Matilde Baldi, tanto per Certo. chiarire le cose. Si sono fatte le 14:44, noi abbiamo ancora due notizie, una brutta e poi abbiamo la good news finale. Allora, qui siamo invece sulla Stampa, Imperia e Sanremo di stamattina, ed è successo questo a Ventimiglia. State un po' a sentire, perché è un caso avvenuto qualche anno fa, ma il giudice ha deciso stamattina, insomma ha deciso in questi giorni. Ventimiglia, scrive la Stampa Imperia e Sanremo, ha rivissuto negli ultimi giorni l'incubo di quanto avvenuto nel giugno del 21, quando il 65enne Antonio Vicari uccise a colpi di pistola l'ex compagna Sharon Micheletti, 30 anni. L'assassino, che poi si tolse la vita, uccise la ragazza mentre quest'ultima si trovava in macchina sparandole. Vicari era stato in carcere per molestie contro la prima moglie, era tornato libero e aveva iniziato a molestare Sharon, che lo aveva denunciato. Denunce che purtroppo non sono bastate per salvarle la vita. Titolo del pezzo: accoltellata perché si prostituiva, per il giudice non è femminicidio. Arrestato per aver tentato di uccidere la moglie a Ventimiglia, il reato diventa omicidio. L'indagato ha riferito agli operatori della polizia giudiziaria di aver aggredito la moglie perché aveva scoperto che quest'ultima si prostituiva. Al momento non risulta in alcun modo che la lite da cui è scaturita l'aggressione fosse determinata dall'odio discriminatorio nei confronti della moglie o da un'ossessiva volontà di controllo o dominio. Così il giudice del Tribunale d'Imperia Massimiliano Botti ha motivato la decisione di riqualificare il reato da tentato femminicidio a tentato omicidio, contestato a un 65enne di Ventimiglia. Quindi il giornale prende appunto le mosse da quel caso del passato per raccontare questo attuale. L'uomo, difeso dall'avvocato Alberto Pezzini del Foro d'Imperia, era stato arrestato giovedì scorso a Ventimiglia con l'accusa di aver tentato di uccidere a coltellate la moglie, una donna brasiliana di 44 anni, poi precipitata dal terrazzo nel tentativo di fuggire. Una decisione che ha richiesto 3 ore di Camera di Consiglio e che contestualmente ha portato alla convalida dell'arresto e alla conferma della custodia cautelare in carcere. Il pubblico ministero Antonella Politi aveva contestato il femminicidio, che sanziona l'uccisione di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o discriminazione o prevaricazione, o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare e mantenere un rapporto affettivo, o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Secondo il giudice, però, il marito non avrebbe agito per odio discriminatorio o volontà di controllo, ma per aver scoperto che la moglie si prostituiva.
Appare dubbio che l'esercizio della prostituzione da parte della vittima costituisca espressione di una libertà individuale, si legge nell'ordinanza, tenuto conto che in costanza del rapporto matrimoniale i coniugi sono tenuti a obblighi di fedeltà e rispetto reciproci. Da quanto emerge dagli atti, sarebbe stato proprio il marito a chiamare il 112 nell'immediatezza dei fatti, ammettendo di aver accoltellato la moglie e che quest'ultima si sarebbe buttata dal terrazzo. L'esigenza cautelare della detenzione in carcere, secondo il giudice, sussiste per il pericolo di reiterazione del reato. Se non sottoposta a cautela, potrebbe commettere altri delitti della stessa specie di quello per cui si procede, si legge nell'ordinanza. Depongono in tal senso, aggiunge il giudice, sia la ferocia manifestata dall'uomo nei confronti della persona offesa, che l'atteggiamento cinico mantenuto nei confronti di costei appena precipitata. Quindi il marito, diciamo così, l'ha accoltellata perché si è incazzato all'idea che lei facesse la prostituta. Quindi non è un femminicidio, secondo il Però giudice. Antonino, a me spiace deluderti, ma il giudice non ha fatto nient'altro che applicare delle leggi, secondo me fatte male, che ha fatto questo governo. Ragazzi, io l'ho detto, sono stata inascoltata, tu non puoi fare il reato di femminicidio. E che cos'è il reato di femminicidio? Uccidere una donna o uccidere un uomo, il valore della vita è sempre uguale. Tu cosa dovevi fare? Tu devi fare un aggravante, come si fa sempre, non puoi fare un reato specifico, perché il rischio è che il giudice poi non te lo applica, perché il reato specifico è stato limitato alla discriminazione, il giudice non te lo applica, te lo degrada a omicidio e poi non ti metti neanche l'aggravante. Mi spiace, però io queste cose le ho segnalate, purtroppo inascoltata. Il ministro delle pari opportunità è un altro, per noi della Lega l'hanno seguito altre persone, per carità, però io queste cose le ho dette a tutti. Ho detto guardate che non è la via giusta e si sta dimostrando che non è la via giusta. Cioè fa molto giornale dire abbiamo fatto il reato di femminicidio, però poi il risultato è che quando si ammazza una donna ma non c'è l'individuazione esatta della discriminazione, di fatto non si applica il reato, hai capito che hai fatto più danno che altro. Quello che dovevi fare era potenziare le aggravanti, perché il reato di femminicidio non è l'uccisione di una donna, è l'uccisione di una donna da parte di un partner o un ex partner che ne vuole il dominio e il controllo. Allora è lì che devi agire su questo, sulle aggravanti. Allora in questo caso avresti chiaramente, perché questa è chiaramente un'ipotesi di dominio e controllo di parte di un uomo su una donna nell'ambito intraffettivo. Però se fai il reato di femminicidio ad hoc per circoscriverlo dici bisogna avere un atteggiamento discriminatorio, il giudice dice guarda questo sarà pure un gran criminale, sarà pure uno che ha tentato o ammazzato una moglie, però non aveva intenti discriminatori. Mi spiace, ma talvolta, ecco, secondo me il legislatore, più che seguire le cronache così e dare in pasto alle persone quello che vogliono sentire pensando che si risolva tutto, dovrebbe ragionare in termini più giuridici. Io ragiono in termini giuridici, quindi scusami, ma purtroppo questo caso non mi scandalizza, perché è un'applicazione letterale di una legge fatta da noi. Non dalla Lega, ecco, non eravamo noi i promotori, però indubbiamente, anzi, no, poi grazie a Dio al Senato, come sai, no, è stata stoppata, eccetera, però noi abbiamo dato il là culturale. Di fatto adesso i giudici dicono, ma se femminicidio è un'attività di uccisione con finalità discriminatorie, io qua non le vedo, ma il femminicidio non è quello. Femminicidio è l'uccisione di una donna perché tu vuoi il controllo su quella donna. La discriminazione non c'entra un tubo. Quindi per me il reato di femminicidio è stato proprio costruito male. Scusami, sai che io dico sempre quello che penso. Beh, ma senti, di diritto stiamo parlando, non di emozioni, e il diritto non può avere le emozioni, molto semplicemente. Può piacere o non piacere, ma da mi factum dabot ibi ius, sempre così ha funzionato. Narrami il fatto e io ti darò la giustizia. Così funziona la giustizia. Quindi. Infatti, Laura, senti. Però ti ripeto, io sono orgogliosa del fatto, forse tardivamente,
perché io l'avevo detto prima ancora che arrivasse alla Camera, ripeto, inascoltata, però diciamo che persone probabilmente più ascoltate di me al Senato l'hanno in qualche modo fermato come iter. Poi detto questo, sempre iniziamo, comunque verrà approvato, perché ormai diciamo la forza dell'opinione quasi neanche pubblica, giornalistica, prevale sui ragionamenti di diritto puro, e quindi rischieremo di trovarci un reato specifico che non verrà mai applicato e di avere in qualche modo influenzato la mentalità della giurisprudenza che connetterà il femminicidio alla discriminazione, che non è così. Il femminicidio è un'altra cosa. Il femminicidio è quando io, maschio, marito, fidanzato, ex marito, ritengo che tu sia cosa mia e quindi ti uccido nell'ambito del perché mi hai lasciato, o perché non fai quello che dico io, o perché avevi qualcun altro. Questo è il femminicidio, non è l'atto discriminatorio. Pienamente d'accordo. Laura, sono le 14.53, noi andiamo a chiudere con The Good News di oggi, che arriva dal Corriere della Sera, edizione di Milano. Mia madre è morta di tumore, studio un vaccino nel suo nome. Paolo Ceriani, ricercatore in Svezia, è una promessa che le ho fatto 6 anni fa. Dice il dottor Ceriani: mio padre è morto quando avevo solo 6 mesi, a 20 anni ho perso anche la mamma. Un tumore ovarico me l'ha portata via. Avevo solo 2 scelte: abbandonarmi al dolore e mollare tutto, oppure impegnarmi ancora di più e trovare la mia strada. Avevo bisogno di risposte, le sto ancora cercando, ma ora il mio sogno è realtà. Nel 2025 il dottor Ceriani è stato inserito nella nuova 111 List Italia tra i migliori studenti under 25, classificandosi tra i primi 10 nel settore healthcare and biosciences. Avevo promesso a mia madre che avrei studiato in un'università internazionale, spiega, e così è stato. Dopo il classico e la laurea triennale in biologia a Milano, adesso frequenta il 2º anno della magistrale in biomedicina al Karolinska Institute di Stoccolma, uno degli atenei più prestigiosi al mondo, quello che ogni anno assegna il Nobel per la medicina. Entrarci è come giocare in Champions League, dice lui, senza enfasi ma con orgoglio. 800 candidature da tutto il mondo, 50 posti. Paolo è uno di questi 50. Ricordo ancora il 27 marzo del 24, quando ricevetti la mail. Ero stato ammesso al Karolinska, racconta. È stata un'emozione incredibile perché ha ripagato tutti i sacrifici che avevo fatto fino a quel momento per arrivare lì. A giugno mi laureo. Vorrei restare in Svezia per il dottorato, proseguire nel campo della ricerca sul carcinoma ovarico. Paolo ha recentemente ricevuto il premio eccellenza italiana a Washington. È stato selezionato per una Winter School a Copenaghen e ha lavorato sul tumore mammario alla Temple University di Filadelfia, contribuendo all'identificazione di una nuova proteina a potenziale uso terapeutico. Dopo la morte della madre ha deciso di dedicarsi allo studio dei tumori, capire per non aver paura, per trovare un senso. Da qui nasce oncologic.com, la piattaforma che ha fondato per spiegare l'oncologia in modo semplice, perché la conoscenza, se condivisa, può diventare sollievo, spiega. In questo momento mi trovo in laboratorio, sto studiando lo sviluppo delle cellule immunitarie, natural killer, per allenarle a combattere quelle tumorali. L'obiettivo è arrivare a realizzare un vaccino terapeutico. È cresciuto circondato da figure femminili, la nonna, anche lei scomparsa, mamma Cinzia, e zia Maria Adele, che segue e supporta ogni passo. E la mia seconda madre riconosce. Dio benedica le donne. Bellissima notizia, bellissimo finire con queste notizie, un uomo ispirato da delle donne, perché come diciamo sempre, non è mai maschi contro femmine, non è mai che tutti gli uomini sono così, non è mai che tutte le donne sono cosà, e quindi è una cosa meravigliosa. Tra l'altro il tumore ovarico è una malattia tipicamente femminile, quindi c'è anche un impegno, diciamo, su una tipicizzazione, perché anche parità significa anche dedicarsi in maniera paritaria alle malattie che colpiscono differentemente i due generi, e quindi, che dire, bellissima notizia. Bene, allora Natalia, sì Natalia, allora Laura, io ti ringrazio però ciao Natalia. Ecco, Laura, io ti ringrazio come sempre della tua pazienza e del tuo tempo. Sono io che ringrazio te.
e ci ritroviamo il 20 di gennaio con la prossima puntata dell'altra metà della radio. Fantastico, benissimo. Ci vediamo il 20 gennaio, 5 giorni prima del mio compleanno. Chiosa narcisistica, ma vabbè, neanche vabbè. troppo narcisistica, perché io di invecchiare non è che sono tanto contenta, però insomma... Ma una Va bene donna non così. invecchia, Laura, non invecchia. No, invecchiamo tutti. Sono i Invecchiamo secondi. tutti. Io sono del parere che sono i secondi anni che si compiono con l'esperienza dei primi. Quindi io, per esempio, ad Come agosto. dicevano in tanti molto più famosi di me, sono contento di invecchiare perché sono vivo, ecco. Questo è pure vero, però sai, io ad agosto potrei compierne 46, oppure i secondi 23. Ok, dice sempre in modo di vedere le cose. Va bene, dai, io non dirò neanche che secondi sono. Vabbè. Lascio così al fato e a Google la decisione che i nostri sappiano quanti anni ho. Va bene, detto questo, grazie a tutti, grazie che ci ha ascoltato, grazie Elisetta, aspettiamo un po' di zap e un po' di telefonate, ragazzi, mi raccomando, abbiamo bisogno del vostro contributo. La prossima settimana mi aspetto telefonate, dai. So che c'è Arona che ci ascolta, telefonateci. Molto bene, noi chiudiamo qui, appuntamento se volete con me dalle 18 in poi con Zoom, stasera torna anche il senatore Borghi con Scuola di Magia. Grazie a tutti e dopo di noi una canzone a proposito del narcisismo maschile, Franco Franchi, L'ultimo dei belli, 1972. Chissà chi sarà quest'ultimo dei belli. A dopo.